vorrei suggerire di adottare le due lingue, il sardo e l'italiano, e per le due lingue adottare anche le variabili, perché fare un po', no? Stiamo per trattare un argomento così importante, no? E fondamentale, qual è quella della lingua sarda, e non esprimersi in questa lingua sarda. Bisogna essere coerenti. Quindi libertà di scelta di lingue, libertà di scelta tra le varianti anche delle lingue. Ciò detto, do la parola al professor Turcas, Benvenuto Turcas, che è docente all'Università di Sassari, il quale parla della lingua nella Chiesa, opportunità e disavventure della lingua sarda in età moderna. Professor Turcas. Grazie. Parlerò soltanto di alcuni aspetti che vengono suggeriti dal tema e mi permetterò anche di uscire fuori dall'argomento per alcuni altri aspetti. E siccome la relazione rischierebbe di essere piuttosto lunga, allora io proverò a leggere con una certa velocità. Se però la cosa disturba, mi avvertite e così io modero la velocità e a un certo momento il Presidente mi dirà ce n'è a sufficienza, no? Grazie. Se lo passa possiamo leggere. Se lo deve leggere. Sì. Se lo deve leggere basterebbe che ce lo... Allora, pur con il solito ritardo, tra la seconda metà del Cinquecento e i primi decenni del Seicento, anche la Sardegna sperimentò la sua rivoluzione scolastica. Basti pensare che i complessivi 200-250 studenti che frequentavano le scuole a finanziamento municipale a Cagliari e a Sassari verso la metà del Cinquecento si moltiplicarono quasi per 10 tra il terzo e il quarto decennio del Seicento, quando l'organizzazione scolastica nell'isola raggiunse il suo culmine con la fondazione delle università di Sassari e di Cagliari. Per la prima volta, almeno nelle città sede di un collegio gesuitico, oltre che a Sassari e a Cagliari vi era un collegio anche a Iglesias e ad Alghero, si era formata una fascia sociale fino ad allora sconosciuta, quella studentesca. Nel frattempo, tra il 1550 e il 1630, oltre 350 studenti sardi avevano conseguito il dottorato nella sola Università di Pisa, più di 4 laureati ogni anno. Da notare che sebbene Pisa fosse la meta preferita degli studenti sardi, non era l'unica. Tanto per fare un esempio, tra la fine del Cinquecento e quella del Seicento, nelle sole facoltà di diritto di Salamanca si iscrissero oltre 70 studenti sardi. Il mutamento nel campo dell'istruzione fu particolarmente sensibile tra il clero. Basta mettere a confronto due testimonianze, quella della Sardini Brevis Historia et Descriptio di Sigismondo Archer del 1550 e quella dell'arcivescovo di Sassari, Alfonso de Lorca, agli inizi del Seicento. Secondo la prima, gli ecclesiastici sono ignorantissimi e mettono più impegno nel fare figli che nel leggere libri. Stando alla seconda, invece, quasi tutti i parroci della mia archidiocesi, così diceva l'arcivescovo di Sassari, sono laureati. Bisogna aggiungere che il fenomeno dell'istruzione non era rimasto circoscritto alle città. Si ha notizie di scuole, non solo di quelle abecedarie, che pur modeste e limitate all'insegnamento di una stentata lettura, almeno per i cantori che dovevano accompagnare i servizi religiosi, erano presenti in buona parte delle parrocchie, ma di scuole di grammatica, l'equivalente delle nostre scuole medie inferiori, per le quali almeno fino ad ora non è stato tentato neanche un censimento provvisorio. Si conosce tuttavia, ad esempio, l'esistenza di una scuola di grammatica a Serrenti nel 1594,
Nel 1591 l'arcivescovo di Cagliari del Valle autorizzava il curato di Seligas, certo Salvatore Comina, ad aprirvi una scuola delle gir, scriure e grammatica e a insegnare la dottrina cristiana. Nel 1597 Lasso Seregno, anche lui arcivescovo di Cagliari, richiamava il pievano di Biti e Gorfai a non porre ostacoli al buon funzionamento di una scuola di grammatica che negli anni precedenti era stata costituita in quel villaggio per disposizione testamentaria del suo predecessore, per almeno 40 studenti e con 2 maestri regolarmente stipendiati. C'è da supporre che casi del genere fossero, seppure non molto numerosi, sicuramente non troppo rari e non circoscritti alla sola archidiocesi di Cagliari, di cui in quel momento Biti faceva parte. Non basta. Sebbene siano andate perdute le matricole, cioè i registri con i nomi degli alunni che frequentavano le scuole dei collegi, si conoscono i paesi d'origine di almeno 350 gesuiti sardi che tra il 1500 studenti sardi, scusate, che tra il 1561 e il 1636 chiesero ed ottennero di entrare nella compagnia di Gesù. Da questi dati risulta che, contro il 60% proveniente dalle città, il 40% dei futuri gesuiti sardi di quel periodo proveniva da una 60ina di paesi sparsi in tutta l'isola. Siccome d'altra parte è noto che le nuove leve dell'ordine destinate allo studio erano fornite per la stragrande maggioranza da studenti dei collegi, ne segue che nella massa dei circa 2500 studenti, quanti se ne contavano nei 4 collegi già citati verso gli anni 30 del secolo XVII, circa 1200 erano originari dei paesi. Come dire che direttamente o indirettamente tutta la Sardegna aveva in qualche modo sperimentato quella rivoluzione scolastica. Quasi nel bel mezzo di questi decenni, diciamo così, rivoluzionari, almeno per ciò che riguarda l'istruzione, chiaramente, veniva edito il testo che nel 1582 il canonico sassarese Gerolamo Araolla premetteva al suo poema Sa vida, su martirio et morte de sos gloriosos martires Gavinu, Brotu e Giamone. Si trattava di un vero e proprio manifesto a favore della lingua sarda, che fino ad allora era rimasta angusta, e cioè umile e povera, a fronte delle altre, soprattutto l'italiana e la spagnola, venidas in tanta sublimidade e perfezione perché, essendo già dissas matessi ricas et abundantes, le loro naciones non avevano cessato di arricchirelas et magnificarelas pius cum vocabulos et epitetos foras di salimba non dissonantes de senso. Che avevano fatto invece i nostri antipassados? Si chiedeva Araolla. Per quanto non fossero mancati neanche in passato sutiles et elevados ingenios in ogni professione, era avvenuto invece di mostrarsi più diligentes et curiosos in coltivare la propria lingua, utilizzandola in modo da accrescirla e pulirla, in iscriere sos successos antigos de su regno, gli antipassados avevano preferito iscriere in limbas forasteras, nella sciocca pretesa di dare luce a sus ori. Il risultato era stato che la sarda era rimasta fino ad allora una lingua impolita ed rugia. Era da questa analisi che Araolla aveva preso le mossa per giustificare la decisione di pubblicare il suo poema eroico in lingua sarda in onore dei martiri turritani. Un'analisi che 200 anni dopo avrebbe ripetuto in termini molto simili anche il gesuita ozierese Matteo Madau, 1723-1800. Eppure, proprio agli inizi di quei decenni che sembravano offrire inaspettate opportunità al sardo per trasformarlo da lingua di pura tradizione e cultura orale in lingua di cultura scritta, era avvenuto qualcosa che avrebbe segnato la sua drammatica marginalizzazione. Vediamo rapidamente che cosa. Già prima che a Sassari venissero iniziate le scuole del collegio, cioè avvenne il 1 settembre 1562, nella piccola comunità gesuitica fondata nel novembre del 59 si era posto il problema di quale lingua adottare
nello svolgimento delle attività sia scolastiche che religiose. Di per sé le costituzioni dell'ordine parlavano chiaro. Vi si prescriveva che i gesuiti dovevano apprendere subito la lingua del posto dove erano stati destinati e servirsene nelle loro attività. Ora, dato che la lingua ordinaria di Sardegna è il sardo, come quella d'Italia è l'italiano, cito alla lettera la lucida informazione che il gesuita portoghese Francisco Antonio spediva da Sassari nel settembre del 1561, anche se in questa relazione, in questa informazione non venivano tralasciate le eccezioni costituite soprattutto dalle città di Cagliari e di Alghero, che modificavano alquanto l'uniformità del quadro d'insieme, non restava, secondo Francisco Antonio, che servirsene nella predicazione e nell'istruzione religiosa in attesa di utilizzarla anche nelle scuole. Di parere opposto invece era il superiore della comunità, il catalano Baldassarre Pignes, che metteva l'accento sulle eccezioni e sul fatto che neanche a Sassari il sardo fosse la parlata prevalente. La hablan solo en las villas, aveva scritto, cioè la parlano solo nei paesi, come se fosse cosa da niente. Le villas, las villas, erano i villaggi dove abitava almeno l'80% della popolazione isolana. In queste condizioni la direzione romana dell'ordine non ritenne opportuno prendere decisioni. Così sul finire del 1563 il gesuita cagliaritano Giorgio Passio informava Roma sulla, cito, confusione delle lingue che qua usiamo in casa, dove ne conviene parlare latino, castellano, italiano, catalano e sardo e così alcune volte anche scrivere. Questa situazione si dovette protrarre per alcuni anni e ci sono numerosi indizi che anche nell'attività scolastica di quei primi anni non si fosse ancora fatta una scelta definitiva a favore di una determinata lingua con la quale svolgere l'insegnamento. Anzi, ci sono indizi da cui consta che anche il sardo venne utilizzato in alcune occasioni scolastiche, cioè ad esempio rappresentazioni fatte dagli studenti. Le cose cambiarono decisamente nel 1567, quando in seguito ai numerosi arrivi di gesuiti italiani, sui quali venne di fatto a cadere per intero l'onere della didattica, l'italiano rischiò di diventare la lingua di insegnamento, non la lingua insegnata, che era il latino o il greco, la lingua di insegnamento, cioè la lingua veicolare. Ciò allarmò i principales e gli amministratori della città, che, come scrivevano una quindicina d'anni dopo il gesuita romano Fabio Fabi, inviato nel 1583 come visitatore dei collegi sardi, erano convinti, cito, che con la lingua castigliana vengi più onorato il re. Per questo essi si sforzavano di parlarla, massime che la sassaresi ha molta barbarie e te la stimano meno che la comune sarda la quale corre per l'isola. C'è da pensare che, oltre a questa preoccupazione di fare conoscere la loro lealtà al lontano sovrano, i maggiorenti sassaresi pensassero anche alla carriera dei propri figli, che avrebbero avuto sicuramente una chance in più se avessero parlato correntemente e correttamente il castigliano, la lingua dell'impero sul quale mai tramontava il sole. Dovettero essere entrambi questi motivi che li spinsero ad appoggiare una specifica richiesta inviata dal governatore regio della città, Antioco Bellit, a Filippo II, perché ai gesuiti del collegio fosse imposto di adottare il castigliano. Furono contentati subito. Nei primi mesi del 1567 Bellit informava il preposito generale dei gesuiti Francesco Borgia essere desiderio del sovrano che a Sassari i gesuiti insegnassero e predicassero in castigliano. Un desiderio che equivaleva ad un ordine e che non poteva essere disatteso, tanto più che coloro che l'avevano sollecitato e ottenuto erano in grado di controllarne l'esecuzione. A stento si può apprezzare l'importanza di questo provvedimento nella storia della cultura scritta in Sardegna. L'adozione di una qualsiasi lingua volgare per veicolare l'insegnamento delle discipline umanistiche
comportava non una qualsiasi utilizzazione di quella stessa lingua. Vi si doveva ricorrere per spiegazioni, traduzioni, composizioni, eccetera, ma la sua perfetta conoscenza e affinamento, in modo tale che fin le sue sfumature potessero essere espresse nella lingua di Cicerone e viceversa. Era inoltre necessario che essa fosse posta in condizione di formulare con precisione le regole grammaticali e sintattiche e pertanto fosse il patrimonio lessicale e le proprie capacità espressive, traguardi già raggiunti dalle lingue volgari neolatine più diffuse, ormai correntemente utilizzate per l'insegnamento del latino e del greco. Una sorte che, sebbene in ritardo, sarebbe potuta toccare anche al sardo. E non è che io stia facendo la storia con i sardi, perché, secondo Francisco Antonio, abbiamo visto, questa doveva essere la scelta più ovvia. E non fu il solo a pensarla così. 16 anni dopo, nel 1583, l'università Fabio tentò di far osservare, sebbene su scala ridotta, la nota prescrizione delle Costituzioni nel nuovo collegio di Iglesias, aperto verso la fine del 1580, per il quale egli prescrisse che sia nella predicazione svolta nella chiesa del collegio sia nella scuola venisse utilizzato unicamente il sardo. Dopo qualche anno però il tentativo si scontrava con una posizione che anche stavolta non poteva essere disattesa. Fin dal gennaio del 1585 alcuni privati cittadini e poi gli stessi giurati della città lamentavano gli inconvenienti che sarebbero derivati agli studenti, i loro figli, cito, per il fatto che la scuola veniva fatta in lingua sarda e non in quella spagnola. Quando si fossero recati a Cagliari per proseguire gli studi in quel collegio, si sarebbero trovati svantaggiati rispetto agli altri loro condiscepoli, che avevano maggiore familiarità con lo spagnolo. Tutto lascia pensare che l'utilizzazione scolastica del sardo a Iglesias non ebbe vita lunga e che la stessa sorte sia toccata anche alla predicazione in quella lingua. Mi scuserete se mi sono fermato sul problema del sardo come possibile strumento linguistico di insegnamento più di quanto il titolo della mia esposizione non mi autorizzasse a fare. Sono però convinto che tutto ciò ebbe un peso determinante anche nella scelta dello strumento linguistico che i vescovi dovettero fare per esercitare la loro pastorale. In effetti, escludendo il sardo dalla dignità di lingua veicolare di insegnamento scolastico, se ne decretava con ciò stesso la sua collocazione nel mondo degli analfabeti. Non è un caso che sui 220 vescovi che si succedettero nelle varie diocesi sarde dalla metà del Cinquecento, da cui ha preso l'avvio il nostro discorso, fino all'unità d'Italia, secolo scorso, metà del secolo scorso, meno di una decina furono coloro che si posero consapevolmente il problema della lingua. O meglio, sarebbe più esatto dire che solo di una decina c'è la documentazione che si siano posti questo problema. Ma penso che non fossero molti. Per il periodo spagnolo, fino al 1720, si conoscono solo 2 casi. Entrambi erano vescovi di Ales. Il primo, l'aragonese Pietro Fraga, che appena giunto in Sardegna nel 1564 imparò subito il sardo e, stando alla testimonianza coeva del gesuita vestanese Giorgio Passio, era in grado, cito, di esprimere con essa qualsiasi concetto e di esporlo nella predicazione, animando così i suoi preti a fare altrettanto con i loro fedeli. Fu il primo vescovo sardo a celebrare un sinodo dopo il Concilio di Trento e, dopo aver ripubblicato il testo in latino nel 1566, si apprestava a fare altrettanto con il sardo, la cui redazione era già pronta, ma ne fu impedito dal suo trasferimento ad Alghero. Più sconcertante è il caso di Giovanni Maria Bua, 1828-1840, per circa 30 anni parroco di Oschede prima di essere promosso alla sede di Oristano. Nel suo rapporto alla Santa Sede del 1837 egli confessava che non osava più parlare nella maggior parte delle parrocchie della sua vasta archidiocesi. Cito: la parlata della parte settentrionale dell'isola da cui egli proveniva è così diversa da quella meridionale da sembrare una lingua di un paese straniero e lontano.
Fine citazione. Egli scrive: altrettanto spiacevole doveva essere stata 100 anni prima l'esperienza del cagliaritano Vincenzo Giovanni Vico Torrellis, inviato come vescovo alla città come vescovo della diocesi di Apulia Sicilia. A motivo della sua imperizia linguistica si era visto costretto a farsi accompagnare da un ecclesiastico pratico della lingua locale. Questi due ultimi casi la dicono lunga sulla capacità di molti vescovi di origine sarda di servirsi della parlata locale, soprattutto quando provenivano da un'area dove predominava una variante linguistica diversa. Da quanto emerge dalla documentazione sembra di capire che la maggior parte dei vescovi, fossero o no di origine sarda, quando andavano in visita pastorale nel paese si facevano accompagnare dall'interprete. In altre parole, il pastore non era in grado di capire personalmente il suo greco, né questo la voce del proprio pastore. Era necessaria la mediazione dell'interno. Questo fatto non poteva non ridurre drasticamente l'incidenza della pastorale vescovile, che per quanto favorita dalle buone disposizioni delle popolazioni che da lungo attendevano il loro vescovo, si trovava di fatto costantemente frenata dal filtro della traduzione e del traduttore, ed era obbligata a mantenersi su esposizioni elementari sicuramente poco adatte ad elevare il livello dell'istruzione religiosa delle popolazioni visitate. Si è appena accennato alle lunghe attese tra una visita pastorale e l'altra. Non potendomi dilungare su questo argomento, mi limito a ricordare che tra la fine di maggio e la fine di novembre, per via della malaria, che è stata una vera e propria pandemia per la Sardegna fino a 50 anni fa, era rischioso attraversare i luoghi che ne erano infestati, e in tutte le diocesi ce n'erano, e quindi non si potevano fare visite pastorali. Altrettanto inadatto era il periodo invernale a causa della impraticabilità delle strade, o meglio dei sentieri. Insomma, restavano i mesi della primavera, che però si riducevano al massimo a 6-7 settimane, perché il vescovo era obbligato a passarne quasi altrettanto nel centro diocesi per le solenni liturgie di Pasqua e di Pentecoste. Ciò significava che di solito nessuno dei vescovi, anche quelli di diocesi piccole e compatte come quelli di Ales e Bosa, erano in grado di visitare per intero la propria diocesi una volta all'anno, come prescriveva il Tridentino. Che dire poi di diocesi come quella di Cagliari, che andava da Sant'Antioco fino quasi a Capo Codacavallo, oltre un terzo della Sardegna. Talmente rare erano le sue apparizioni nelle parrocchie più distanti delle ex diocesi di Suegli e di Galtellì, l'attuale Pogliastra e Nuorese, che quando ci arrivava conferiva la cresima anche ai bambini che avevano appena ricevuto la battesimo. L'istruzione religiosa sulla quale era dunque completamente al clero, che il livello di a quello che ancora sul finire del Cinquecento il vice provinciale dei Gesuiti sardi, Olivenzia, descriveva al suo superiore in questi termini, al suo superiore generale in questi termini: un grandissimo numero di villaggi non ha di cristiano se non il battesimo. I curati sono talmente sono talmente ignoranti che accettano tranquillamente di benedire le nozze persino quando gli sposi sono cugini primi tra loro, non sapendo che a causa dell'impedimento di alimenti quel matrimonio è invalido. Insomma, queste popolazioni non sono più preparate a ricevere la legge di Cristo che quella di Maometto, perché non sanno niente né dell'una né dell'altra, ma credono soltanto in fatture e presagi. Fine citazione. Correttamente il vice provinciale gesuita aveva parlato di curati, curas, non di parroci. La buona preparazione teologica di molti parroci, soprattutto di quelli che avevano dovuto affrontare un esame di concorso per ottenere il beneficio parrocchiale, era fuori discussione. Bisogna aggiungere però che la maggior parte dei preti che avevano ricevuto una sufficiente formazione intellettuale preferivano starsene in città e non avevano la minima voglia di dedicarsi alla cura d'anime, che invece veniva svolta, soprattutto nei paesi infestati dalla malaria, da ecclesiastici locali, abituati sia al clima ma forniti di una formazione intellettuale molto precaria.
A monte di questo fenomeno stava una situazione sulla quale occorre fare almeno un rapido cenno. Oltre la metà dei benefici parrocchiali dell'isola venivano amministrati direttamente o da singoli canonici o dai capitoli delle cattedrali o dai vescovi. Ciò comportava che le entrate di queste parrocchie facevano parte integrante di un determinato beneficio parrocchiale o di una mensa vescovile o della massa capitolare. Queste ne assorbivano la maggior parte e ne destinavano solo una modesta percentuale per dare uno stipendio, spesso da fame, a ecclesiastici del luogo che gestissero in qualche modo la cura animale. Erano questi i curas di cui parlava il viceprovinciale. Essi venivano ingaggiati tra una numerosa manovalanza ecclesiastica, il loro incarico durava solo un anno e il criterio secondo cui questo veniva rinnovato, così come era venuto al momento della loro scelta, era che venivano preferiti coloro che avevano poche pretese piuttosto che quelli che avevano una migliore preparazione intellettuale e morale. Questi ultimi da parte loro non erano disposti ad andare nei paesi per esercitare la cura d'anime, che comportava tanti rischi, soprattutto in periodo di malaria, e che veniva compensata in modo così esiguo. Con burocratica serenità i vescovi indicavano i curas col nome di vicari ad nutum, cioè al cenno dei vescovi, vicari amovibiles, ecclesiastici mercenari, pur assicurando che il fatto stesso di sottoporre ogni anno al rinnovo dell'incarico consentiva loro di controllarne meglio l'idoneità. È difficile pensare che ci credessero davvero. Di questo costume è rimasta traccia in quelle parrocchie nelle quali il parroco viene tuttora chiamato giudicario. Tra il 400 e il 700 i loro predecessori si chiamavano così perché facevano le veci di un prebendato del capitolo o del vescovo, che erano i veri beneficiari della maggior parte delle rendite di quella parrocchia. Vale la pena di interrogarsi ora sulle capacità pastorali, in particolare per ciò che riguarda l'abilità di questi curas nel maneggiare il sardo per l'istruzione religiosa dei parrocchiani. Però bisogna riconoscere che appunto questi curas sono di fatto ecclesiastici molto coraggiosi, perché sulle loro spalle venne a gravare per secoli il peso maggiore della cura animale. Nel 1606 l'arcivescovo di Sassari Baccagliaro si augurava che essi fossero almeno in grado di parafrasare in sardo vuoi un sermone di un padre della Chiesa, vuoi un discorso di un famoso predicatore, o almeno qualche pagina di catechismo. Il suo collega Sovrecasas di Cagliari, nel 1695, si faceva meno illusioni. Siamo informati, scriveva, che molti curas non riescono senza grandi difficoltà a tradurre dal castigliano in sardo per insegnare la dottrina cristiana. Disponeva pertanto che venisse edito un catechismo in lingua sarda. Era di fatto la terza ristampa di un opuscolo usato in diocesi da oltre 100 anni, che parroci e curas avrebbero dovuto conservare insieme alle costituzioni sinodali. Si trattava di un testo di 5 paginette con le formule elementari del credere e dell'agire del buon cristiano, dal titolo Sa dottrina cristiana a sa lingua sardisca. L'istruzione religiosa impartita dai curas quindi non doveva andare molto più in là della ripetizione mnemonica delle più elementari formule catechistiche. C'è da supporre che una buona parte di loro non ne sapesse molto di più. Dai rapporti che i vescovi mandavano a Roma si ha anzi l'impressione che molti vescovi preferivano che questi ecclesiastici predicassero il meno possibile, per evitare almeno il rischio che spargessero credenze erronee o, quando lo facevano, che si limitassero a formule sicure. Ancora nel 1737 l'arcivescovo di Cagliari Falletti doveva ammettere, cito, di non poter pretendere da questi curas che spieghino il Vangelo tutte le domeniche, e già tanto se si riesce ad ottenere da loro che spieghino i rudimenti della fede cristiana.
Nel 1572 il suo successore Gandolfi poteva annunciare con una certa soddisfazione che per la prima volta era riuscito a ottenere che tutte le domeniche, in tutte le parrocchie della diocesi, sia in città che nei villaggi, tanto i parroci come i loro sostituti predicassero al popolo in lingua vernale, secondo le rispettive capacità. Ma non bisogna farsi molte illusioni. Con quell'ultima notazione del riferimento alle rispettive capacità, sembrava che si volessero mettere le mani avanti in modo da evitare che si prendesse troppo alla lettera la precedente solenne dichiarazione. Da questo quadro, mi scuserete ma ho quasi terminato, ci vuole una pagina in mezzo. Posso? Sì, vado avanti. Da questo quadro, in verità poco incoraggiante, manca però un elemento piuttosto importante. Si è detto che la scelta obbligata del castigliano come lingua di insegnamento e la totale esclusione del sardo da questo ruolo ebbe tra gli altri risultati quello di circoscrivere l'uso di questa lingua alla cerchia pur amplissima e nei villaggi quasi onnicomprensibili degli analfabeti. Da questa situazione non si tornò più indietro. L'attenzione verso tutto ciò che era spagnolo da parte della modesta intellettualità isolana sia laica che ecclesiastica, anche dopo la fondazione delle due università sarde, diventò, se possibile, ancora più marcata. La nota reazione degli amministratori di Iglesias di fronte all'eventualità che il sardo divenisse lingua di insegnamento nel loro collegio è molto significativo di questa tendenza dello spagnolo. Si ricordi che durante la prima metà del secolo del Seicento i gesuiti sardi chiesero ripetutamente al loro superiore generale a Roma di poter inviare in Spagna alcuni fra i membri più promettenti della provincia, con particolare talento per la predicazione, in modo che potessero esercitare le loro doti oratorie nelle regioni dove il castigliano era più corretto ed elegante, e poi tornare in Sardegna. Altro che lavare i panni in armi. E persino le forti tensioni tra il Parlamento sardo e la Corona di Spagna, verificatesi negli anni 60 del secolo XVII, che portarono alla cosiddetta crisi Camarassa e che da alcuni sono letti come fermenti indipendentistici, avevano invece un segno opposto. Erano originate dalla determinazione dei gruppi privilegiati isolani di essere trattati alla pari degli altri sudditi della corona. Semmai rassomigliavano alle richieste delle 13 colonie inglesi del Nord America che un secolo dopo si videro costretti a proclamare l'indipendenza, non già perché volevano ribellarsi contro la corona inglese, ma perché si sentivano trattati da questa come sudditi di second'ordine e non come inglesi a parantiere, come erano quelli delle isole britanniche. L'elemento mancante del quadro delineato nelle pagine precedenti, a cui accennavo, consiste nel fatto che a partire dagli anni 70 del Cinquecento, in ognuna delle comunità gesuitiche, a quella di Sassari, nata nel 1559, si erano aggiunte nel 64 quella di Cagliari, nell'81 quella di Iglesias, nell'88 quella di Alghero, e altrettanto avvenne nei collegi fondati nel secolo XVII, si era costituito, in tutte queste comunità, si era costituito un piccolo gruppo di 2, 3, 4 religiosi che durante i 6 mesi liberi dalla malaria, dalla fine di maggio alla fine di novembre, si dedicavano a tempo pieno alla predicazione itinerante nei villaggi. È in questo contesto che nascono le missioni popolari. Sebbene sia necessario stare in guardia e non prendere per oro colato tutto ciò che riferiscono le relazioni entusiastiche dei missionari, non si può dimenticare che per circa 2 secoli, fino cioè alla soppressione dell'ordine nel 1773, l'iniziativa delle missioni popolari restò forse il mezzo più importante per far giungere fin nelle parrocchie più disperse
un insegnamento organico e affidabile degli elementi fondamentali del messaggio cristiano. Era a loro, a partire dalla fine del 600, a partire dalla metà del 600, anche i Cappuccini ebbero un ruolo importante nello svolgimento delle missioni popolari. Era a loro che si riferivano i vescovi quando, nei loro rapporti alla Santa Sede, evitavano bensì di rispondere nettamente con un sì o con un no alla domanda se spiegavano personalmente ai loro fedeli i dogmi della fede cristiana, ma assicuravano, rispondendo a quella domanda, assicuravano di essersi costantemente impegnati a inviare nelle parrocchie della loro diocesi sacerdoti abili e zelanti, capaci di predicare in lingua sarda, soprattutto durante l'Avvento e la Quaresima. Eppure, nonostante gli innegabili successi, le missioni restarono sempre una forma di intervento straordinario, un palliativo che non era in grado di compensare la strutturale e sconfortante impreparazione del clero in cura d'anime a svolgere dignitosamente il suo compito davanti a questa un ulteriore risalto. Ecco, si incominciò ad uscire da questa situazione, diciamo, nella seconda metà del Settecento, quando vennero attuate e generalizzate le riforme del Bocin, anche in campo ecclesiastico. Anche per il settore linguistico si dovrebbe fare una riflessione analoga. Sebbene non mancassero anche in questo campo importanti realizzazioni, alcune delle quali destinate a una fortuna di lunga durata, diffusione delle confraternite in tutte le parrocchie dell'isola, cerimonie di pacificazione tra individui o famiglie rivali, dialogo tra maestro e discepoli, forse la pratica dello stesso teatro religioso nei paesi e, secondo quanto scrive Raimondo Boni, anche alcuni canti tuttora in uso come il Deus ti salve Maria o i lamenti di Nostra Signora per la Passione di Cristo dovuti al missionario gesuita di Neoneli, Bonaventura Alighieri. Tuttavia, proprio in quanto testimonianze di emergenza religiosa, le missioni non potevano sostituirsi alla pastorale ordinaria e dare voce a tutti i variegati aspetti della vita cristiana delle comunità. Io ho finito. Vi ringrazio.